Presidente Adriano Rizzi per la relazione di apertura. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Cari cooperatrici, cari cooperatori, un sincero grazie per la vostra partecipazione ai nostri lavori di oggi. Un altrettanto sentito ringraziamento ai gentili ospiti che hanno accolto il nostro invito e ci onorano della loro presenza. Voglio fare un saluto particolare ai presidenti regionali di AGC e Confcooperative, Olga Pegoraro e Ugo Campagnaro. Un caro saluto al nostro presidente nazionale e presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, Mauro Lusetti. La nostra assemblea congressuale chiude un mandato che ha attraversato interamente la lunga crisi economica, così da restituirci per il futuro, almeno prossimo, un complesso quadro socio-economico di riferimento. L'Italia resta un paese in recessione, praticamente maglia nera d'Europa. Gli ultimi dati Istat, andamento del terzo trimestre, delineano il persistente stato di difficoltà della nostra economia. PIL ancora in contrazione, è un dato che più o meno sarà confermato per fine anno. La recessione dura ormai da 3 anni, di fatto l'Italia è tornata ai livelli di PIL sui quali poteva contare nel 2000. Gli altri paesi dell'Eurozona crescono, seppur moderatamente. Il nostro dato permane quindi preoccupante, con l'auspicio di tutte le categorie economiche che non impatti anche sull'anno che verrà. La domanda interna debole ed il rallentamento del commercio mondiale hanno condizionato anche il percorso di crescita dell'economia del nostro Veneto, che aveva mostrato tra fine 2013 ed inizio anno qualche segnale di ripresa. Le analisi fornite alla Banca d'Italia evidenziano come la produzione industriale abbia rallentato, pur in presenza di fatturati in timida ripresa grazie alle vendite all'estero. Di conseguenza non aumentano gli investimenti, che rimangono improntati a cautela, nessun segnale di ripresa nel disastrato settore delle costruzioni, e anche il comparto dei servizi ha registrato complessivamente una riduzione dei livelli di attività su cui ha pesato la stagnazione dei consumi interni. L'occupazione resta ai livelli minimi raggiunti a fine dell'anno scorso, con un incremento delle forme contrattuali temporanee. Il tasso di disoccupazione non migliora anche per l'elevato numero di procedure di crisi aziendali. Il 2015 rimane la scommessa dell'attuale governo, con un obiettivo di crescita pur modesto, comunque sotto l'1%, da raggiungere attraverso legge di stabilità e riforme. Importante per le imprese sarà l'effetto del cuneo fiscale che porterà ad un effettivo abbassamento delle tasse sul lavoro. Non sarà un intervento risolutivo, ma è comunque un buon passo in avanti. Da qui anche noi vogliamo ripartire pensando in positivo, confortati almeno parzialmente da alcuni dati relativi all'andamento delle nostre cooperative. Le quasi 400 imprese di Legacoop Veneto rappresentano 440.000 soci, erano 340 circa nel 2009, gli addetti oltre 27.000 contro i 27.000, un po' meno diciamo nel 2009, con un incremento quindi negli anni più duri della crisi di circa il 2%, un aumento che, se confrontato con l'andamento complessivo dell'occupazione della nostra regione, meno 5% tra il 2013 e il 2009, testimonia come la cooperazione veneta sia riuscita non solo a non perdere occupati, ma addirittura a creare nuovi posti di lavoro. Questo è stato fatto comunque sacrificando marginalità e quindi utili e anche in alcuni casi riserve patrimoniali. Dal 2009 ad oggi vi sono state anche diverse procedure di chiusura, ma d'altra parte hanno aderito anche 106 nuove cooperative, quasi tutte neocostituite. Nello stesso periodo il valore della produzione è passato da 2 miliardi e 490 milioni di euro a 2 miliardi e 633, con un incremento di oltre 143 milioni, quindi a un 5,77% in più. E anche questo è un dato positivo se confrontato con l'andamento del PIL del Paese e dello stesso Veneto nel medesimo periodo. Il tutto naturalmente con luci ed ombre in relazione ai diversi settori di attività. Per un approfondimento specifico, utile anche al dibattito odierno, abbiamo voluto allegare alla relazione alcune schede che illustrano con più dettaglio la situazione di Legacoop Veneto che consegniamo al termine di questo nostro mandato.
Si evidenziano andamenti positivi per l'agroalimentare, il consumo, i servizi e soprattutto il sociale. Le nostre cooperative operanti nel settore sociale hanno registrato, sempre nel periodo 2009-2013, un aumento del valore della produzione pari al 18,78%, a dimostrazione che anche in questa regione la cooperazione sociale è perno fondamentale del sistema di welfare. Un patrimonio purtroppo molto spesso sottovalutato e poco ancora valorizzato da chi è chiamato a svolgere importanti funzioni di direzione politica. Il settore della grande distribuzione ha visto nel medesimo periodo una notevole attività attraverso l'apertura di nuovi punti vendita in regione, la conclusione di importanti e positivi processi di accorpamento e di razionalizzazione della rete, l'ingresso di Coop Veneto in Coop Adriatica e l'acquisizione proprio negli ultimi mesi di importanti catene distributive da parte di Conad. Di contro, un po' tutti gli indicatori segnalano una flessione del settore della pesca ed una invece ben maggiore e consistente diminuzione dell'attività nell'ambito della cooperazione di abitanti. Per le cooperative della pesca voglio ricordare l'irrisolta questione degli sgravi di Chioggia e Venezia, che coinvolge anche cooperative e anche altre imprese non in forma cooperativa di altri settori. Non possiamo non chiedere ancora una volta un deciso intervento del Governo per risolvere un'avvertenza rispetto alla quale le nostre cooperative non soltanto non hanno alcuna responsabilità, ma ora rischiano la sopravvivenza solo per aver legittimamente utilizzato una norma dello Stato italiano. In grave difficoltà anche per le nostre cooperative venete il settore delle costruzioni. Il periodo 2009-2013 è stato drammatico e caratterizzato da una generale diminuzione dei soci, degli addetti e del valore della produzione. Importanti cooperative hanno avviato procedure concorsuali, così come è avvenuto a livello nazionale. Lo stato di crisi è evidente. Chiediamo anche qui al Governo di prenderne atto e di mettere a disposizione strumenti straordinari, analogamente a quanto è stato fatto per altri settori. Non vi è alcun futuro possibile se non si sbloccano lavori per realizzare infrastrutture e contrastare il rischio idrogeologico, se il credito non viene assicurato, se non si smobilizza l'invenduto, anche attraverso trasformazioni in edilizia con finalità sociale, se non si interviene sul patto di stabilità, almeno sul fronte delle spese per investimenti e per interventi appunto quali il recupero del dissesto idrogeologico. Dinamiche più positive si registrano invece nel settore industriale, che è riuscito, dopo la durissima fase del periodo 2008-2010, a riorganizzarsi. Anzi, proprio a partire dal 2010 possiamo contare importanti operazioni di workers buyout realizzati da Legacoop Veneto e che stanno dando vita ad una nuova generazione di cooperazione industriale nella nostra regione, caratterizzata da un elevato livello di capacità imprenditoriale e di professionalità, da un buon grado di patrimonializzazione e da una forte propensione all'export. In questi anni è cresciuto anche il peso delle mutue assicuratrici e in generale dei sistemi integrati attraverso i quali la cooperazione offre prodotti di copertura assistenziale ed assicurativa ai soci ed al mercato, a dimostrazione della capacità del nostro sistema di saper cogliere una domanda crescente, appunto quella dell'integrazione della copertura sanitaria ed assistenziale che il settore pubblico fatica sempre più a garantire. Un ruolo importante, infine, è giocato dal nostro sistema assicurativo e bancario che con la sua rete di agenzie e di filiali sviluppa un valore della produzione di circa 800 milioni di euro, occupando oltre 700 addetti. Questa è la realtà della nostra cooperazione del Veneto, in un contesto regionale e nazionale stagnante o in decrescita ed uno scenario dunque non particolarmente favorevole allo sviluppo economico delle imprese. Ed è in questo contesto che Legacoop pone al centro del suo dibattito congressuale il ruolo dell'impresa cooperativa nel prossimo futuro, sottolineando le implicite difficoltà ma accettando al contempo la sfida e rilanciando le potenzialità del suo modello. È necessario un riposizionamento espansivo attraverso un progetto di sviluppo che analizzi e superi criticità e limiti, valorizzando le nostre capacità imprenditoriali. Anche se indebolito dalla crisi, il patrimonio professionale delle nostre imprese rappresenta infatti una risorsa da cui partire, non senza un necessario lavoro di innovazione.
poiché seppure gli innegabili ritardi del nostro Paese abbiano influito negativamente sul sistema produttivo, carenza di infrastrutture, eccesso di burocrazia, lentezze della giustizia, mercato con regole che non sempre garantiscono trasparenza né efficienza. Non possiamo però non rilevare anche alcune criticità del sistema imprenditoriale, ridotta dimensione aziendale, scarsa innovazione, poca flessibilità nelle specializzazioni ed anche modelli di governance non sempre efficienti ed al passo con le necessità di cambiamento indotte dal mercato. La cooperazione ha forse conosciuto gli effetti economici della crisi un po' più tardi degli altri, ma ne sta via via sperimentando pienamente il significato. Interi settori strangolati tra strette creditizie, contrazioni dei consumi e contenimento della spesa pubblica. Ne conseguono fatturati in calo, bilanci con risultati sempre più marginali o negativi che rendono problematici investimenti e politiche di rilancio. A volte, è giusto segnalarlo, le cooperative ci hanno messo del loro, atteggiamento attendista, ritardi nel prendere atto delle mutate situazioni del mercato e difficoltà nell'assumere decisioni appropriate, mettendo anche a nudo una certa innegabile allergia ai cambiamenti, sia a livello di impresa che a livello individuale. E quindi oggi è necessaria una fase nuova anche per la cooperazione, per superare e andare oltre un'esperienza storica comunque importantissima, ma riposizionarsi innanzitutto come sistema di imprese con un progetto di crescita proiettato al futuro. Partendo naturalmente dai suoi punti di forza e cogliendo quei segnali positivi che pur nelle difficoltà in questi anni ci sono stati, mantenimento del livello occupazionale in primis e comunque un buon indice di natalità delle cooperative. Non si possono infatti non sottolineare i risultati di molte imprese che hanno comunque saputo in questo periodo di crisi dimostrare capacità non solo di resistenza ma anche di sviluppo, di innovazione e di crescita. Va evidenziato come il sistema cooperativo abbia saputo rispondere più e meglio delle imprese private e come la presenza di cooperative sul territorio abbia anche garantito coesione sociale, privilegiando occupazione e sacrificando, come si è detto, redditività d'impresa, nonostante i tagli, i ritardi dei pagamenti e la caduta di scenari importanti dell'economia italiana. Per tutto questo crediamo le cooperative restano un modello di impresa da promuovere e da sostenere. E il primo punto di forza sono proprio i nostri valori, la mutualità interna ed esterna, la patrimonializzazione, l'intergenerazionalità rappresentano alcuni di quegli elementi di distinzione che sono quanto mai utili per rispondere alle sfide economiche globali e a quelle sociali, locali e che fanno della cooperativa l'impresa che più facilmente può rispondere ai bisogni della comunità in cui opera, alla forte domanda di democraticità e di partecipazione espressa oggi dalla società, anche se con forme diverse rispetto al passato. La cooperazione può dare una risposta efficace, è parte importante del tessuto socio-economico del Paese, con i suoi milioni di soci, la sua presenza capillare nel territorio, la qualità e in molti casi la leadership di mercato di molte delle sue imprese. Dobbiamo quindi potenziare, anche grazie al progetto dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, una percezione positiva della nostra identità, soprattutto in un momento in cui si palesa una forte crisi delle rappresentanze. Serve una più efficace modalità di comunicazione, sfruttando anche le nuove tecnologie per valorizzare appieno tutte quelle iniziative di mutualità esterna che vedono le nostre cooperative impegnate in moltissimi progetti culturali, educativi, assistenziali in tante aree del nostro Paese, anche per contrastare quell'immagine negativa che ci viene restituita da campagne mediatiche che spesso distorcono fatti e circostanze. Certo, non mancano casi in cui vi sono nostre responsabilità ed episodi che hanno visto coinvolte alcune nostre imprese sicuramente non aiutano. Allo stesso tempo va rafforzato il rapporto tra l'associazione e le cooperative, con un maggior coinvolgimento ed una maggior responsabilizzazione dei dirigenti e non solo di essi alla partecipazione agli organi associativi. Ci attendiamo in questo senso una spinta propulsiva di giovani cooperatori che auspichiamo siano sempre più coinvolti a partire dalla governance delle stesse imprese. Infatti ascolteremo oggi alcune proposte e richieste da parte del gruppo dei giovani cooperatori che ha lavorato in questi mesi su queste tematiche. E la reputazione cooperativa va rafforzata anche attraverso un nuovo modello di interagire con le istituzioni e con la politica.
Solo un reciproco rispetto di ruoli e competenze che valorizzi le responsabilità di ognuno può contribuire ad assolvere i difficili compiti cui siamo chiamati. È necessario far partire l'economia, i consumi, creare nuova occupazione. Dobbiamo sottolineare con forza che in nessun caso può essere anche solo semplicemente percepita una cooperazione che vive e sopravvive più grazie ai rapporti politici istituzionali che per la qualità delle proprie imprese. Tutto questo consentirà anche di evitare distorsioni nei rapporti tra istituzioni, politica e imprese, distorsioni che hanno generato anche nel recente passato episodi di mala gestione della cosa pubblica fino a sfociare in gravi vicende giudiziarie. E perché la legalità è un altro tema centrale per Legacoop, a partire dalla trasparenza delle azioni delle proprie associate. Servono regole chiare di comportamento da rispettare e far rispettare. Per questo motivo dobbiamo tutti essere impegnati in un'azione di revisione di regolamenti e di strumenti che consentano una maggiore efficacia nell'agire anche in via preventiva. Ma un contributo deve essere dato anche dall'istituzione dei loro strumenti di controllo, sia a livello nazionale che a livello locale. Voglio fare solo 2 esempi. È indispensabile intensificare il contrasto alle cooperative irregolari. Significa individuare e sanzionare quelle imprese che non rispettano contratti collettivi di lavoro, che non hanno alcun rapporto con la base associativa e che, come stanno dimostrando anche recenti inchieste nel settore della logistica, spesso sono solo veicolo di evasioni fiscali e contributive, oltre che di sfruttamento dei lavoratori. Secondo esempio riguarda le gare d'appalto. Riteniamo che debba essere prevalente la scelta di procedure con i criteri dell'offerta economicamente vantaggiosa che tenga in giusta considerazione la qualità dei servizi erogati. Gli appalti al massimo ribasso costringono le imprese a combattere una guerra tra poveri, ma soprattutto inducono a risparmiare sul costo del lavoro e ad incidere complessivamente sulla qualità del servizio erogato. Sappiamo bene che regioni ed enti locali hanno subito tagli importanti. La riduzione delle risorse richiederà tuttavia anche agli amministratori veneti una maggior capacità di scelta e di innovazione. Prendere la strada di una spending review tradotta in una semplice riduzione delle tipologie, delle entità e del prezzo riconosciuto a fronte dell'effettuazione di servizi pubblici affidati alle cooperative significherebbe affossare imprese che da decenni svolgono il proprio lavoro con qualità e rispetto dei contratti. Poiché in ogni caso con questa riduzione di risorse bisognerà fare i conti, ne consegue che il rapporto con gli enti locali e con le loro emanazioni e le cooperative dovrà mutare ed assumere sempre più i tratti di un partenariato in cui il pubblico abbia più una funzione di programmatore e di supervisore dei servizi pubblici e meno quella di produttore e gestore. È quindi questo sforzo di concezione innovativa del rapporto tra pubblico e privato che ci attendiamo dalla politica regionale, dagli enti locali in genere e dai loro amministratori. Tra qualche mese il Veneto si recherà alle urne. Ci auguriamo innanzitutto che non si ripeta in termini di partecipazione quanto verificatosi alle recenti elezioni regionali, testimonianza di un distacco enorme tra cittadini e politica, un dato che ci preoccupa anche per la tenuta democratica del Paese. Ciò premesso e senza ambizione di voler dettare agende politiche, indico alcune priorità. È necessario far ripartire gli investimenti anche in Veneto, investimenti sull'infrastruttura, ne parleremo anche nelle schede allegate e nel dibattito di oggi, sul recupero idrogeologico del territorio, sull'innovazione tecnologica ed informatica. Per far questo va razionalizzato il piano degli investimenti anche riducendogli ancora troppi soggetti oggi chiamati in causa. Qualora le risorse, sommate ai sempre minori trasferimenti, non dovessero essere sufficienti, Legacoop Veneto ritiene che una tassa di scopo potrebbe essere utile e non dovrebbe far paura se finalizzata a creare innovazione e crescita economica. Una tassa di scopo, sia chiaro, definita nelle finalità e nei tempi di utilizzo, pena la sua restituzione ai cittadini. Progettazione europea 2014-2020. L'ammontare delle risorse a disposizione è veramente importante, non si perda questa grande occasione per innovare il Veneto. Meno convegni e seminari e più progetti concreti e misurabili. Il Veneto ha rappresentato negli anni un'eccellenza nell'ambito dei servizi sociosanitari ed assistenziali.
Il nuovo governo regionale guardi alla cooperazione sociale, alle forme di assistenza integrativa, alle mutue assicuratrici come a dei partner ideali per garantire a fronte dei tagli che arrivano e arriveranno dal governo nazionale il medesimo livello di servizi e possibilmente per incrementarlo. Ribadiamo, anche a fronte di recenti e pretestuose polemiche sollevate da qualche politico in cerca di notorietà, il valore e l'importanza della legge regionale 23 del 2006 che parla di funzione pubblica della cooperazione sociale, che prevede che per gli enti pubblici possono essere, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono queste attività. Recentemente è stata approvata dal Parlamento europeo una direttiva che prevede che gli Stati membri possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, ribadendo così indirettamente il valore della nostra normativa regionale. Allo stesso tempo è ormai doveroso liberare al mercato le ancora troppe attività che i diversi enti pubblici svolgono in situazioni di monopolio. Il pubblico deve programmare e regolare, non svolgere attività di impresa. Deve lasciare ai soggetti imprenditoriali questo compito per poi controllarne con rigore l'efficienza. Sburocratizzare. Le imprese non possono più reggere i costi della burocrazia anche degli uffici pubblici. Sono costi che non generano PIL ma che consumano ricchezze. Sostegno all'export. Aiutare concretamente le nostre imprese che possono e debbono esportare all'estero. È necessario, perché all'estero vi sono mercati importanti, all'estero vi è possibilità di crescita. Ci auguriamo di avere di fronte degli interlocutori che sappiano cogliere appieno il significato della cooperazione e non ne abbiano invece una visione come di un soggetto marginale e residuale. Non è oggi chiaro purtroppo, proprio a coloro che di cooperazione si dovrebbero occupare, che in Veneto una parte importante dell'economia si sviluppa in forma cooperativa. Si pensi all'agricoltura, alla grande distribuzione, alla pesca e ad un sistema di welfare che senza di noi crollerebbe nel giro di qualche giorno. Ed allora rivendichiamo come la legge 17 in materia di cooperazione sia una delle migliori normative regionali, prevedendo tra le altre cose che la finanziaria regionale Veneto Sviluppo possa entrare quale socio sovventore nelle cooperative analogamente a quanto già avviene per le imprese private. Abbiamo dimostrato con le nuove cooperative industriali sorte in questi ultimi anni che cosa può fare la cooperazione su questo terreno, mettendo risorse proprie e non soldi pubblici. Ci auguriamo di trovare, assieme alle organizzazioni sindacali, un interlocutore istituzionale che colga l'utilità di queste operazioni e le inserisca nella sua programmazione di politica industriale. Vogliamo riprendere quella parte derivante dalla vecchia normativa Marcora che al titolo secondo prevede l'istituzione di un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali, con operazioni di sostegno alle start-up e alle nuove imprese, oltre che al loro consolidamento. Infine, ma di estrema importanza, Legacoop ribadisce il valore della cultura, in particolare per quanto concerne la gestione dei siti culturali che ancora ad oggi non riusciamo a valorizzare appieno quale strumento di crescita anche economica. Ecco, questi saranno i punti principali sui quali noi vorremmo confrontarci con chi si candiderà a governare il Veneto dal 2015 per rinnovare la nostra regione. E innovazione è anche il denominatore comune delle azioni che la Lega delle Cooperative deve intraprendere per aiutare le sue imprese a raggiungere l'obiettivo di riposizionamento culturale ed imprenditoriale. Innanzitutto con il progetto dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. Le ragioni strategiche di semplificazione e rafforzamento della rappresentanza della cooperazione italiana che sono alla base della costituzione dell'ACI sono totalmente condivisibili. Siamo tutti consapevoli della forza di questo obiettivo, così come della sua complessità, delle difficoltà che si incontrano sul piano generale, nei settori e nei territori, con il risultato che vi sono processi di realizzazione più avanzati e processi più lenti. Legacoop Veneto ha da subito creduto nel progetto di aggregazione tra le centrali cooperative. Nella nostra regione la collaborazione con AGC e Confcooperative è già da tempo un fatto. Iniziative comuni, interazioni tra imprese, consorzi unitari, fino alla fusione di cooperative aderenti ad associazioni diverse dimostrano quanto i tempi siano già maturi per intraprendere una fase nuova.
Vi è un consolidato rapporto di stima e rispetto e una conseguente collaborazione avviata sul piano della tutela degli interessi delle nostre imprese, che ha portato a strumenti condivisi. Coopform Veneto, Consorzio Fisi, Centro Studico per Sviluppo Veneto, commissioni provinciali presso direzioni del lavoro, talvolta anche rappresentanze nelle diverse Camere di Commercio. Resta un ultimo sforzo da fare per superare gli inevitabili ostacoli che ogni processo aggregativo porta con sé. Sono pertanto certo che dopo i nostri impegni congressuali anche il Veneto porterà rapidamente a compimento questa prima fase del percorso con la costituzione del coordinamento ACI regionale. Il nostro documento finale di mandato saprà senz'altro sintetizzare gli obiettivi di questa operazione e definire un programma di lavoro che attraverso il coinvolgimento delle nostre cooperative aiuti una rapida evoluzione del progetto, perché crediamo che il percorso di unità dell'alleanza sia anche una risposta concreta e positiva alla sfiducia verso le forme immediate di rappresentanza che si manifestano oggi nel Paese e che si tocca con mano ogni giorno. Sarà un contributo innovativo proprio se saprà dare nel confronto tra storie e culture diverse e nella messa in rete di tante esperienze di impresa risposte adeguate alle necessità del territorio, a partire da un progetto di innovazione sociale che, incontrando le esigenze e le sollecitazioni di una diversa domanda di welfare, realizzi proposte sostenibili economicamente e di qualità, sviluppi attività produttive in grado di creare lavoro e di consolidare e migliorare quello esistente. E Legacoop si prepara al raggiungimento di questo obiettivo unitario riflettendo sul proprio modello di governance. L'innovazione richiesta per un riposizionamento della cooperazione parte dal modo in cui governiamo le nostre cooperative e le nostre associazioni di rappresentanza. L'attenzione alla governance delle imprese è decisiva ai fini della valorizzazione della forma cooperativa. Serve un forte impegno per favorire il livello di partecipazione e consapevolezza dei soci, evitando l'autoreferenzialità dei gruppi dirigenti che non di rado ha contribuito alla lentezza di un rinnovamento tanto necessario e ad aggravare in alcuni casi situazioni di crisi aziendali anziché aiutarne la soluzione. Gli stessi progetti di integrazione tra le nostre imprese, tanto invocati quanto poco realizzati, sono spesso frenati da questa autoreferenzialità. Serve quindi dare una forte accelerazione al rinnovamento dei gruppi dirigenti attraverso un programma di formazione degli amministratori a partire da quelli potenziali futuri ed impegnarsi a costituire figure adeguate sul piano manageriale e su quello mutualistico. Non si tratta di rottamare, ma di inserire nelle nostre cooperative nuove visioni, nuove energie, nuovi modi di fare impresa. Le generazioni più giovani hanno caratteristiche tali da garantire questo processo. D'altronde uno dei caratteri distintivi della cooperazione è l'intergenerazionalità. Non può però questo restare un valore astratto e soprattutto non attinente alla governance delle imprese. Non è un caso se i lavori del pomeriggio si apriranno con la premiazione dei ragazzi e delle ragazze che in questi anni hanno frequentato il master in economia della cooperazione a Bologna. La qualità della formazione sarà essenziale nei prossimi anni. È necessario, a partire dalle buone prassi già avviate, sviluppare anche un più assiduo e costante rapporto con il mondo scolastico e quello universitario. Ciò consentirà di far conoscere meglio la cultura della cooperazione e la sua forma imprenditoriale, i suoi brand di successo e preparare operatori e manager in grado di farlo ulteriormente crescere. Quale miglior strada per affermare la reputazione cooperativa? E proprio in una fase in cui tanti analisti considerano la cooperazione come una forma di impresa potenzialmente più efficace per affrontare le trasformazioni socio-economiche in atto. Un altro utile ripensamento riguarda i nostri modelli organizzativi. Ritengo che l'obiettivo principale sia quello di una razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione nel suo complesso, accompagnata da una sostenibilità economica, peraltro necessaria a fronte di una riduzione della contribuzione associativa dovuta alla crisi che ha investito le imprese. Su questi obiettivi Legacoop Veneto lavora da tempo, con risultati, possiamo dirlo, più che apprezzabili. Dal 2011 ad oggi Legacoop Veneto ha realizzato gran parte delle indicazioni di mandato uscite dall'ultimo congresso, provvedendo a rimodulare la propria struttura organizzativa in funzione delle entrate previste.
I costi sono stati ridotti realizzando un equilibrio che ci permette oggi di consegnare al futuro nuovo gruppo dirigente un'associazione solida dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. Sono state fatte scelte difficili senza le quali non sarebbe stato possibile reggere negli anni durissimi della crisi, ma che oggi permettono a Lega Coop Veneto di guardare al futuro con un adeguato livello di serenità. Scelte però dettate anche da linee guida fondamentali e non da decisioni improvvisate, che hanno messo al centro dell'attenzione alcuni fattori. Il ruolo dei settori che meglio rappresentano la dimensione delle nostre imprese associate. Il superamento di una dimensione provinciale non solo difficilmente sostenibile dal punto di vista economico, ma anche superata dal punto di vista della rappresentatività del sistema imprenditoriale e sociale. Si pensi all'accorpamento delle camere di commercio, all'istituzione delle città metropolitane, alle aree vaste che caratterizzano sanità e sociale, all'accorpamento delle centrali di acquisto. Il consolidamento poi della presenza delle cooperative nei diversi organi elettivi dell'associazione. L'attenzione al tema di genere e al ruolo dei giovani cooperatori. La contaminazione è senz'altro un valore positivo, va praticata con decisione e mi auguro che anche da questo congresso emergano forti indicazioni in tal senso, sia nella composizione dei nuovi organismi che nella scelta dei delegati che rappresenteranno il Veneto all'Assise nazionale di metà dicembre. Il superamento della separazione delle funzioni. Oggi, accanto alle funzioni verticali di settore, il nostro personale svolge anche importanti funzioni orizzontali, relazioni sindacali, credito, servizi legali e revisioni. Abbiamo cercato di superare una logica strettamente settoriale a vantaggio di una più coerente con le dinamiche attuali di integrazione tra le funzioni. Individuazione di linee di sviluppo sovraregionali, l'allargamento dell'ambito di operatività di Isfit Prisma al Friuli Venezia Giulia, la costituzione della rete di imprese tra Veneto, Emilia e Friuli nei servizi alla pesca, il progetto della costruzione di una rete di impresa insieme a Lega Coop Boom Bolzano e a Lega Coop Friuli per affrontare la programmazione europea 2014-2020. Fine alla costituzione del distretto del Nord-Est che ha messo insieme le risorse di Lega Coop Friuli e Veneto nel settore, senza creare sovrastrutture ben inteso, ma creando condivisione e razionalizzazione dell'esistente. I presupposti di efficacia sono ovvi, ma neppure le cose ovvie sono così facili da realizzare. Abbiamo investito anche nella rete e nella comunicazione, così come la netta separazione tra offerta di servizi ed attività di rappresentanza politico-sindacale. Nel 2011 Isfit Prisma, nostra società di consulenza e di formazione, chiudeva con un passivo importante. Oggi la società ha non solo recuperato una situazione di equilibrio economico-finanziario, ma ha individuato bene le sue aree di business, ha creato competenze e professionalità e garantisce un adeguato livello di servizi agli associati e non solo. Ed è a disposizione, Presidente Lusetti, nel difficile lavoro di organizzazione del sistema della formazione e della consulenza che attende Lega Coop. Infine, rispetto del patto associativo, anche dal punto di vista del pagamento delle quote. Lega Coop Veneto è stata sicuramente una delle strutture territoriali che con più forza ha chiesto il rispetto della contribuzione ai suoi associati. Nel corso del mandato sono state escluse 62 cooperative, perché non in regola con le quote contributive, e sono una trentina le cooperative che non partecipano a questo congresso per non aver rispettato gli obblighi contributivi. Attenzione, abbiamo concordato con tutti i soggetti in difficoltà piani di rientro e quanto necessario per resistere ai problemi della crisi, ma non accettiamo comportamenti scorretti nei confronti dell'associazione e nei confronti delle altre imprese. Abbiamo quindi risparmiato su molte cose in questi anni, consapevoli che le risorse a disposizione sono sempre meno e che vanno gestite con rispetto ed onestà perché arrivano in gran parte dalla fatica e dal lavoro dei soci delle nostre associate. Non abbiamo però rinunciato alla formazione, come si è detto. Sono 10 i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al Master in Economia della Cooperazione a Bologna ed anche per l'anno accademico 2014-2015 sosterremo la partecipazione di altre 7. Abbiamo investito in formazione interna e per i cooperatori, consapevoli fino in fondo che questa è la chiave fondamentale per fare al meglio il nostro lavoro. In conclusione, posso dire che i risultati sono stati positivi ma non sono arrivati per caso, sono frutto di una programmazione e di un lavoro costante e spesso, come detto, di sacrifici. Sono stati ottenuti grazie ad un attento impegno dei colleghi della Presidenza e soprattutto della struttura, dell'attuale direttore Mognato e di quello precedente D'Avanzo che oggi lavora in Lega Coop a Roma.
delle segreterie, i responsabili di settore, gli uffici amministrativi e di revisione, tutti i collaboratori. Non posso citarli tutti, ma a loro va un sentito ringraziamento, che è anche un riconoscimento del loro importante contributo. Ed un sincero ringraziamento va anche al mio predecessore Gianfranco Lucatello, che ha consentito un ricambio importante a metà del suo mandato e da cui, come fin qui evidenziato, ho ereditato un percorso di rinnovamento e cambiamento già concretamente avviato. Sarà certamente compito dei nuovi organismi dirigenti che usciranno da questo congresso proseguire nel percorso, ma anche e soprattutto affrontare una fase ancora nuova ed accompagnare gli ulteriori necessari cambiamenti. Da un confronto con le nostre cooperative emergono infatti specifiche priorità, a partire dallo sviluppo di uno schema di lavoro pensato in chiave plurisettoriale e sovraterritoriale. Un'associazione quindi che dovrà essere più concentrata ed organizzata per ambiti e per progetti, che accompagni l'attività delle sue imprese, già in molti casi orientate ed impegnate in questa direzione. Certamente qui torna il sistema del sistema cooperativo nel suo insieme, nella sua capacità di far rete, di creare filiere, di integrare capacità e posizionamenti geografici. Non si tratta di ricevere aiuti da altre cooperative, quanto piuttosto di creare insieme nuovi modelli di impresa, esplorare nuovi mercati, creare nuove aree di business, potenziarsi per allargarsi al mercato estero ancora così poco analizzato e praticato dalle nostre imprese. Per fare questo servono però, come si è evidenziato, anche visioni nuove di impresa, servono start-up innovative, servono anche nuove cooperative. E serve altresì solidità economica e patrimoniale che in molti casi si può ottenere solo con una decisa apertura ai processi di integrazione, senza i quali molte cooperative saranno destinate a svolgere ruoli marginali nel mercato, quando non destinate ad un drastico ridimensionamento se non alla chiusura. Con ricadute, è bene ricordarlo, sull'intero sistema cooperativo, proprio quando è necessario che lo stesso dia il meglio di sé e sia in grado di esprimere pienamente le sue caratteristiche di mutualità, sussidiarietà, accompagnate però da altrettante capacità e visioni imprenditoriali. E quindi è più che mai necessario un po' di coraggio sia da parte dell'associazione che delle cooperative. Modificare, cambiare, evolversi non è sempre facile, ma credo che oggi sia utile se non inevitabile. Serve indubbiamente uno sforzo straordinario che implica assunzione di responsabilità per noi tutti, affinché la cooperazione interpreti seriamente quella parte del Paese che non si rassegna, che reagisce, che è pronta a trovare soluzioni e ad organizzarsi per metterle in pratica insieme. Vi ringrazio ancora, buon congresso e buon lavoro.